Michele Minotto, selezionatore regionale femminile del Veneto. È appena concluso il Regional Day 2014, tiriamo le somme di questa giornata. È stata una giornata positiva sicuramente, per me non si tratta del primo Regional Day che faccio, quindi posso confrontarlo anche con quelli delle annate precedenti e credo che quest'anno se si riteneva possibile migliorare ancora la qualità rispetto agli anni precedenti, è stato così perché comunque abbiamo presentato due ottimi gruppi, sia il primo con le annate 98 e 99, sia il secondo in cui c'erano parecchi 2000, e i selezionatori nazionali sono stati contenti sia del livello antropometrico, quindi delle misure delle ragazze, dell'altezza media delle ragazze che abbiamo proposto e anche delle capacità di gioco e delle capacità tecniche, quindi direi che è stato senz'altro positivo. Una giornata importante anche per le ragazze. Tu da selezionatore ma da allenatore che consiglio ti senti di dare a queste giovani? Credo che il consiglio migliore è quello di continuare a lavorare in società, di continuare a credere nelle proprie possibilità, che sono comunque ottime da parte di tutte le ragazze che abbiamo visto oggi, e di non considerare appunto il Regional Day come unica o ultima spiaggia o unica occasione, perché di occasioni per ragazze così giovani ce ne saranno sicuramente tantissime, e il consiglio è quello di porsi sempre degli obiettivi elevati. Perfetto, allora ringraziamo Michele Minotto e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Crepi il lupo, grazie a voi.